Ale, 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 ale. 321 del turismo, Super News. Ciao. Dobbiamo andare veloci perché abbiamo poco tempo, sacco di roba da dire. Però un sacco di cose da raccontarvi. Consiglio per esempio, in generale. Ecco, esatto. Teniamo d'occhio gli anniversari. Ecco, perché gli anniversari? Perché quando c'è l'anniversario di un personaggio sì, e poi i territori organizzano mostre, delle cose, eccetera, manifestazioni. Eccetera. A me non fanno mai niente, però vabbè, insomma. Poi San Maurizio non lo so neanche quanti No, ma è che tu sei ancora viva, capisci? Ah, ho capito. Bisogna essere morti. Vabbè, allora. Vabbè, aspettiamo un po'. Dai, allora, vai. per esempio a Bologna, dove il Mambo dedica una retrospettiva al poeta e performance John Giorno fino al 3 maggio. A Catanzaro, la Casa della Memoria ricorda Mimmo Rotella con una esposizione di autoritratti aperta fino al 29 marzo. E 150 anni di Filippo Tommasi Marinetti, dai, cioè è bellissimo. I futuristi sono celebrati al Maxi a Roma e poi anche a Genova, Palazzo della Meridiana, da marzo. E poi insomma, visto che siete lì al Maxi a Roma, andate nel Palazzo di Franco al Maxi, che c'è la mostra di Franco Battiato, molto carina, molto bella e veramente da vedere, da godevole. Marzo sarà anche il mese di Dario Fo, nel centenario della sua nascita, con un progetto articolato di serate speciali 100 anni per 100 paesi, che partirà dall'Umbria, partirà da Roma al Teatro Sistina il 24 marzo. Esatto, poi il bicentenario di Pinocchio e di Carlo Collodi sarà celebrato tra Firenze e San Miniato e il borgo di Collodi a Pistoia, e il Pinocchio Street Festival durante l'estate. Importante, dai, Pinocchio, altro che. Allora, una notazione internazionale: non bisogna dimenticare che in Francia celebrano il centenario della morte di Claude Monet e anche loro ne fanno che ne fanno. Allora, andiamo avanti con i pensionati per caso. Ci abbiamo anche, vabbè. Pensionati italiani che intendono andare a vivere in Albania possono stare tranquilli. Perché la tassazione zero, che appunto i pensionati italiani possono godere in Albania, rimane. Lo dicono le fonti ufficiali albanesi. Non ci sarà alcuna tassa né sui pensionati italiani né su quelli albanesi. Hai capito? Da settimane la comunità italiana albanese era un po' preoccupata, certo. Perché insomma, voglio dire, sono andati lì anche perché il prelievo poteva essere del 15% dei loro assegni. Invece no. Vabbè. Possono stare tranquilli. Scusa, io vorrei incastonare qua però un'altra notizia, sì? Anzi un filmato, perché pensionati viene subito da pensare al benessere. Sì. Ecco, allora, tenuto conto che l'anno scorso la capitale della cultura europea è stata Nova Gorica assieme a Gorizia, in Slovenia. Ecco, io vorrei rivedere quella volta che tu sei andata in Slovenia alle terme. Sì, fa sempre bene andare alle terme. Anche rivederle. Anche vederle vi fa bene. Confine fra l'Italia e la Slovenia, un posto così vicino ma anche così diverso, dove la natura è strabordante e dove naturalmente vado per fare un viaggio nella salute. Che bello, un castello sull'acqua. Questo è un castello che è stato costruito in metà del XIII secolo. Fermo lì. Goraz sarà la mia guida qui in Slovenia. Passiamo davanti al castello di Otecek e poi mi faccio accompagnare alle terme di Dolenske, all'hotel Balnea. Bello questo qui. È uno dei migliori, è anche stato pluripremiato dal punto di vista architettonico. 4 stelle, 4. Dov'è? Ah, bellissimo. Bene, dai, sono pronta. Dov'è il massaggiatore? Massaggiatore? Ciao, buongiorno, sono Luca. Tu? Sì. Ci vai piano però, Questi sono estratti da uva
Abbiamo scoperto che hanno un alto contenuto di antiossidanti e anche coenzima Q10, quindi ringiovaniscono la pelle intera. Pronta? Allora, adesso stiamo facendo peeling del corpo intero. Tutto quello che facciamo qui nel nostro centro benessere con uva proviene da vigneti coltivati biodinamicamente. Senti, a questo punto però io mi devo girare. Luca mi ha già massacrato la schiena, quindi adesso mi deve massacrare davanti. Lasciateci soli. Mentre faccio il peeling coi vinaccioli tritati, scopro che qui alle Terme di Dolenska non si viene soltanto per le tradizionali cure, ma per godere un diffuso benessere che implica anche un piacevolissimo trattamento di coppia. Per altri, non per me, che sono qua da sola, ma che ho appuntamenti serratissimi. Avete già finito? Sì. Vieni che facciamo il trattamento viso. Ciao. Beh, questa è già a mia altezza. Scusi. Tina. Bene. Coraggio, Vai. coraggio, coraggio. Vai. Dove mi metto? Qua? Allora, adesso come primo apriamo le pori sul tuo viso. Adesso la mia collega ti sta mettendo sul viso crema idratante. Con questa ti inserisce vitamine e minerali per la pelle e poi dopo ti eliminerà le rughe. Eccoci qua. Per questa sera ho dato. Ho fatto tutto quello che dovevo, ecco, ma più tardi mi aspetta una cena con sorpresa. Queste terme erano quelle asburgiche, dove i militari austriaci si incontravano con le dame nobili dell'epoca. Quindi cosa c'è di meglio di un bel ballo viennese sotto il grande lampadario a gocce che è rimasto nel salone delle feste? Questo ed altri filmati dove li troviamo? Ma li trovate su Per Caso TV. Ma ragazzi, voi andate, allora, Vabbè, vedete dai. quello stemma lì, lo stemma. Il logo, sì, il logo, bene. Quello, dovete cercare quello su YouTube. No, ragazzi, non mi venite a Ma dire. non solo su YouTube, che sennò va solo su YouTube. Non su YouTube, ma addirittura un po' dappertutto, addirittura su Amazon Prime. Voglio dire, sì. davvero I televisori smart. Su smart, eccetera. Ma voglio dire, ma non vi si vede più, dove siete? C'è una quantità di roba che voi non potete neanche immaginarvi. Tutto quello che vi interessa vedere, ma non solo le cose vecchie, le cose nuove, le cose mai viste, viaggi che io ho fatto inediti, storie, interviste di confine che voi vi L'hanno capita, adesso. Sì. Hai Allora, andate lì. visto che siamo in chiusura, fammi dire Sì. una notizia che mi ha molto colpito. Sì? Semaglutide e trasporto aereo. Cosa c'entrano e cos'è il semaglutide? Cos'è? È quel medicinale che serve per dimagrire. Oddio, quello che fa male. Insomma, fa abbastanza male. Fa anche molto bene, però Vabbè, comunque serve per dimagrire e quindi va a ruba. Eh. Ricapitolando, il carburante rappresenta il 19% della spesa di un volo aereo. Sì. E le compagnie, in questo caso americane, spendono ogni anno un sacco di miliardi di dollari per i serbatoi. Cioè adesso vabbè. cosa va? Al mese del carburante va no. il semaglutide. No, no, non è così. No. È che il consumo è in relazione Al peso. col peso da sollevare, capito? Ma dai. Allora, il 40% degli americani è obeso. È vero. Allora, le compagnie aeree vorrebbero far dimagrire la gente, lanciano pillole e punturine di semaglutide. Hanno calcolato che se il peso medio dei passeggeri diminuisse del 10%, Sì. un aereo si alleggerirebbe del 2% e il costo del carburante diminuirebbe dell'1,5%. Che fa sempre Sarebbe un bene. risparmio di decine di milioni di dollari. Ti dico solo una cosa, che a un certo punto un manager ha detto togliamo un'oliva dall'insalata, poi ha fatto i conti che risparmiando sul peso delle olive hanno risparmiato un sacco di soldi. In più, se tu mangi o ti fai fare la punturina del semaglutide, perdi l'appetito, quindi mangi meno e e la quindi compagnia meno aerea roba. può caricare meno roba.
Ecco, siamo ridotti a questo. Siamo Se ridotti poi a ci faranno lo sconto nella misura in cui dimagriamo, non si sa, non l'hanno promesso. Vabbè. Ma guarda te, Comunque, ma sì, che guarda, mondo, ma è che fuori- mondo. è È fuori già di molto melone. che non ci eliminino tutti, così Sì, così pesiamo siamo dimagriti, meno. ma vabbè. Noi Mamma questo dobbiamo mia. consumare. Va bene, va bene. Va bene, dai, alla prossima. Ci salutiamo. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Vabbè, tanto ci